Sono due le novità relative alle minacce ricevute nei giorni scorsi dal procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio. Una novità riguarda l'esito della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dal prefetto di Agrigento Dario Caputo, mentre l'altra novità è relativa alla provenienza della lettera contenente le minacce che è stata spedita da una località della Toscana. Naturalmente qualsiasi ipotesi spetta agli inquirenti, come quella di stabilire ad esempio se gli autori siano effettivamente di estrema destra. Per quanto riguarda le misure decise in prefettura nel corso della riunione di ieri pomeriggio, non si conoscono i particolari, ma è certo che il dottor Patronaggio verrà ulteriormente protetto dalla scorta. Ricordiamo che una scorta al magistrato gli era stata già assegnata fin dai tempi del maxi processo alle cosche. Sulla provenienza della missiva non ci dovrebbe essere depistaggio, nel senso che fino a poco tempo fa la Toscana era considerata la regione rossa per eccellenza. Oggi invece tutto è cambiato, con la Toscana diventata con le ultime elezioni terra di destra. Intanto continuano ad arrivare al procuratore di Agrigento attestati di solidarietà da parte del mondo politico e sindacale e dagli ordini professionali.